Ciao, buonasera a tutti. Eccoci qua per la quinta puntata dei nostri webinar. Fatemi controllare se è tutto a posto, se è tutto partito. Come sempre vi chiedo di darmi un attimo così mi carico anch'io la pagina dove posso leggere i vostri commenti. E come al solito vi chiedo anche di darmi un feedback audio-video così vediamo se è tutto a posto. Aspettiamo un attimino che arrivi anche qualcun altro. Vedo che oggi ci sono poche persone connesse, tutta colpa di Facebook. Infatti dovete sapere che Facebook abbassa i contenuti organici quando si mettono dei post simili, per cui sono già alla quinta diretta con un argomento correlato, per cui i post che sto mettendo per avvisare delle dirette vedo che hanno pochissime visualizzazioni, per cui è anche un po' per questo, però vedo che pian piano sta arrivando qualcuno, quindi io direi di incominciare e poi tanto sapete che nel caso perdiate l'inizio potete comunque vederlo dopo o comunque anche mandare indietro il video. Bene. Oggi parliamo di archeologia del culto, non so quanti di voi hanno seguito la prima puntata in cui abbiamo fatto un'introduzione nella quale abbiamo parlato velocemente anche dell'archeologia del culto. Ho diviso questo argomento che sarebbe in realtà anche molto più lungo, ma sapete che qua facciamo un po', diamo delle pillole, ecco, degli argomenti che trattiamo perché appunto stiamo insieme solo mezz'ora alla volta, per cui facciamo una cosa un po' più sintetica. Però questo argomento ho preferito dividerlo in due parti, per cui la prima parte sarà oggi e la seconda parte venerdì, sempre alle 21:30. Quindi, innanzitutto, cosa si intende per archeologia del culto? Allora, l'archeologia del culto è una branca dell'archeologia e si occupa di identificare i luoghi di culto antichi e studiarli, quindi analizzare i dati materiali provenienti da questi luoghi e fornire ovviamente un'interpretazione. Innanzitutto bisogna però identificarli, quindi ci sono anche tutta una serie di procedure ovviamente che permettono di identificare un luogo di culto. Come abbiamo già visto anche qualcuna delle volte scorse abbiamo accennato a questo discorso, ovviamente per quanto riguarda quelle tipologie di santuari, di luoghi di culto che sono già note, magari perché è una tipologia architettonica ben precisa e che conosciamo, chiaramente sarà più facile identificare il luogo di culto. Quindi abbiamo fatto l'esempio dei pozzi sacri, chiaramente oggi da studi ben consolidati sappiamo che nell'ambito nuragico esiste una tipologia di templi specifica che chiamiamo convenzionalmente pozzo sacro e fonti sacre, anche che comunque si differenziano, anche se diciamo che la tipologia del culto praticamente è la stessa, quindi avendo una casistica ormai ampia, ormai consolidata nella tradizione di studi, quando si rinviene questa tipologia è facilmente identificabile. Diversamente, se io invece mi trovo davanti a una tipologia di tempio che invece non era ancora stata identificata. E se vi ricordate abbiamo fatto, non mi ricordo se per questo o per qualcos'altro, l'esempio di Monte d'Accodi. Per esempio Monte d'Accodi, essendo un unicum, prima di capire che fosse un luogo di culto è stato necessario scavarlo un bel po', fare l'analisi dei reperti rinvenuti, fare altri tipi di considerazioni che hanno permesso comunque, anche se non avevo
altri esempi di quella stessa tipologia, a identificarlo come un luogo di culto. Così come i pozzi sacri, quando per la prima volta sono stati identificati come pozzi sacri e non come pozzi normali di approvvigionamento idrico, quello che è stato determinante in quel caso non era la tipologia architettonica, che non era ancora stata associata all'ambito del sacro, ma sono stati invece gli altri reperti che sono stati rinvenuti, che qui hanno permesso di capire che si trattava di un tempio. Poi, trovandone diversi, pian pianino si è compreso che era proprio una tipologia templare specifica. Ok? Quindi appunto già da questa breve introduzione abbiamo visto che ovviamente in questa analisi ci si deve servire di tutti gli elementi del contesto archeologico. Vi ricordate nella prima puntata abbiamo spiegato velocemente il concetto di contesto archeologico. Per chi non c'era la prima puntata, a parte che la potete riguardare perché la trovate sempre nella pagina, lo riassumo brevemente. Qualcuno forse avrà già visto questa immagine se avrà seguito qualche altra mia conferenza, perché la uso spesso per far capire come si procede a costruire un'ipotesi interpretativa in base ai dati archeologici. Quindi voi immaginate di scavare un sito e scavando un sito appunto si ritrovano i contesti. Quindi cosa è un contesto? È l'insieme di quei reperti e di tutto ciò anche che li tiene insieme, quindi anche la terra, per esempio, che li ha sigillati, per esempio, ma anche l'ambiente dove si trovano, quindi per esempio se si trovano in un luogo chiuso, oppure in una fossa, oppure in uno spazio aperto. Quindi tutto l'insieme di ciò che io trovo insieme, delle testimonianze materiali che trovo insieme, forma il contesto. Quindi io prendo tutti i dati di uno stesso contesto, che quindi evidentemente sono anche contemporanei fra loro, ok? E provo a interpretarli. Quindi chiaramente li interpreto mettendoli tutti assieme, come le tessere di un puzzle. Quindi vedete qua vi ho fatto questa, diciamo, circondato tutti questi pezzi del puzzle che rappresentano i dati archeologici e il circondarli tutti insieme, racchiuderli all'interno dello stesso concetto era appunto rappresentare il contesto archeologico. Quindi io ho tutti questi pezzi del puzzle e inizio a metterli insieme e a formare una mia immagine mentale di quello che possono rappresentare. E questa mia immagine mentale, che poi magari metto anche per iscritto, è l'ipotesi, che corrisponde quindi alla figura finita. Soltanto che a differenza di un puzzle io non ho normalmente non ho l'immagine già pronta da ricomporre, spesso io quell'immagine proprio non ce l'ho, quindi me la devo immaginare a partire dai pezzi. Ok? Ricordiamoci anche che a differenza di un puzzle io non avrò mai tutti i pezzi, quindi può capitare che man mano che li trovo costruisco delle immagini che poi pian piano devo andare a modificare se trovo qualche pezzo che poi non attacca più con gli altri. Spero di essere stata abbastanza chiara sul modo di procedere che si usa in archeologia. Come sempre, se avete domande fatele e vediamo se le possiamo fare subito. Leggo un attimo i commenti così vediamo se c'è qualche domanda. Ciao a tutti. Eccoci.
Bene, non vedo domande, quindi proseguiamo. Allora, le tre domande chiave, diciamo, a cui l'archeologia del culto può rispondere, trattandosi appunto di testimonianze materiali, sono queste: dove praticavano il culto, come praticavano il culto, chi adoravano e come lo rappresentavano. Ok? Quindi diciamo che in base alle testimonianze materiali posso rispondere a queste tre domande principali. Ovviamente posso rispondere anche ad altre cose, però per semplificare un pochino il discorso dobbiamo tenere a mente questi tre concetti. Quindi, dove praticavano il culto, evidentemente in un tempio, in un luogo sacro o comunque in quello che si può definire lo spazio sacro. Il concetto di spazio sacro è molto importante da tenere a mente, perché se vi ricordate, quando abbiamo parlato della definizione di sacro, del concetto di sacro, cosa abbiamo detto? Che il sacro si trova in uno spazio separato, ben separato rispetto a quello che è il mondo ordinario degli uomini, per cui lo spazio sacro deve essere ben definito, consacrato ovviamente con appositi rituali, quindi possiamo ritrovare ad esempio i resti di quelli che si possono interpretare come riti di fondazione, ma probabilmente venivano fatti anche altri rituali per la consacrazione del santuario. Appunto, quindi lo spazio sacro concettualmente è lo spazio dove il sacro è presente, proprio perché è consacrato con questi rituali che in qualche modo portavano la presenza della divinità in quello spazio, animavano il tempio o lo spazio consacrato, ok? Quindi normalmente come si definiva questo spazio? Normalmente si poteva definire con un muro, come in questo caso, con un muro che noi chiamiamo di solito temenos, usando la parola greca temenos, che appunto vuol dire recinto, recinto sacro. Ma non è detto che ci debba essere per forza un temenos, magari ci potevano essere dei menhir, dei betili, qualche altro segnacolo che mi diceva che stavo varcando una soglia, cioè, scusate, in pratica qualcosa di ben riconoscibile per cui si definiva questo spazio, ecco. Bene, andiamo avanti e parliamo di come praticavano il culto, quindi il rito e la cerimonia. Cos'è il rito, il rituale? È una sequenza di azioni codificate, quindi cosa vuol dire? Che sono sempre le stesse a cui viene dato un significato preciso, ovviamente, a ciascuna azione, e la concatenazione precisa di quelle azioni viene svolta per una finalità precisa. E chiaramente si pensa che il rito sia efficace soltanto se si rispetta quell'ordine preciso che corrisponde all'ordine tramandato dalla tradizione, quindi codificato, recepito e proprio di una determinata tradizione e cultura. Infatti i riti hanno una grande importanza anche dal punto di vista sociale. Vi ricordate quando abbiamo detto che l'aspetto religioso e quello sociale sono legati in modo indistricabile nelle società antiche e quindi
Il rituale e la partecipazione collettiva a un rituale ha anche ovviamente un aspetto identitario, sociale per una comunità. Tiene insieme la comunità. Vi ricordate quando abbiamo parlato del mito? Abbiamo detto che il mito è a fondamento della realtà attuale per una determinata comunità che in quei miti fondativi si riconosce. Per cui spesso i riti avevano la funzione di riattualizzare il mito, che è appunto un avvenimento fondativo ma che è fuori dal tempo lineare così come lo concepiamo nel quotidiano e quindi è in qualche modo un evento eterno, potremmo dire, che si può rievocare, ripetere all'infinito, permettendo a tutti i presenti di sperimentare quell'esperienza tutti assieme, di condividere quell'esperienza anche proprio da un punto di vista della partecipazione emotiva. Quindi tutto questo per dirvi che ecco, i rituali poi ovviamente possono essere di diverse tipologie, quindi per esempio tra i più conosciuti ci sono i riti di passaggio che erano fondamentali nelle civiltà antiche e che oggi noi abbiamo praticamente perso, se non si conserva qualche relitto, magari in alcune cerimonie religiose o anche in alcuni avvenimenti della vita di ciascuno che oggi sono però del tutto desacralizzati, ok? Che ne so, ora scusatemi la banalità, però per la nostra società un rito di passaggio potrebbe essere prendere la patente, per dire, ok, qualcosa che denota, oppure fare l'esame di maturità, che denota il passaggio all'età adulta. Chiaramente anticamente era, era inserito questo passaggio nell'ambito del sacro per dimostrare di aver raggiunto la maturità, quindi di poter passare dai ragazzi agli adulti, bisognava compiere determinate prove e così via, quindi delle prove iniziatiche, eccetera. Quindi siamo agli antipodi come tipo di concezione. Oltre ai riti di passaggio, chiaramente abbiamo i riti della nascita, abbiamo i riti del matrimonio, che ovviamente anche oggi sono in ambito rituale, per quanto magari non tutti si sposino oggi, per esempio, col rito religioso, però anche il rito civile è comunque un rito, ok? Ha in qualche modo ancora una sua sacralità, anche se molto più spogliata, ovviamente totalmente spogliata degli aspetti spirituali e così via. E poi ovviamente i riti funebri che sono importantissimi in tutte le civiltà fin dalla più remota preistoria e questi sono i riti principali, ma poi ci sono i riti propiziatori, i riti che si facevano al passaggio delle stagioni e così via, a scandire un calendario religioso di feste ben preciso e le celebrazioni religiose collettive, qua ci manca una T, scusate, una svista, sono le cerimonie. Quindi la cerimonia è una grande celebrazione collettiva, pubblica, di tutta la comunità e spesso anche di comunità distanti fra loro che si riunivano proprio a celebrare le feste e nell'ambito delle cerimonie si potevano svolgere uno o più riti. Ok, quindi penso che questo sia abbastanza chiaro. Qua è sempre la solita immagine, perdonatemi, del nuraghe su mulino, che ci fa vedere proprio lo svolgimento di un rito ben preciso, quindi per esempio lo sgozzamento di un maialino su un altare e l'offerta del sangue
di questo maialino nell'altare, che appunto era anche una vasca, e quindi si pensa che potesse accogliere il sangue delle vittime sacrificali. Chiaramente tutto questa è un'ipotesi ricostruttiva, ma ovviamente cosa hanno ritrovato? Hanno ritrovato l'altare sacrificale, hanno ritrovato le ossa dei maialini, hanno ritrovato questi tipi di oggetti, hanno ritrovato la panca per sedersi e così via, per cui in base proprio alle testimonianze materiali che sono state ritrovate si è cercato di ricostruire quella che poteva essere la sequenza sensata delle azioni di questo rito, in questo caso un sacrificio, ok, che probabilmente accompagnava altri tipi di rituali, forse dei rituali iniziatici, punto interrogativo. Chiaramente può essere, ma noi ne possiamo avere la certezza di questo. Andiamo ancora avanti e vediamo, secondo l'archeologo Colin Renfrew, che appunto è stato il primo a parlare di archeologia del culto in modo più strutturato, possiamo mettere in evidenza alcuni componenti principali di un rituale che ci permettono anche di identificare meglio i luoghi di culto e di interpretarli nel modo corretto. Quindi uno di questi, vediamoli tutti. Concentrazione dell'attenzione cosa significa? Significa che i luoghi di culto, ma anche i rituali, erano fatti in modo da poter, durante le cerimonie, da poter concentrare l'attenzione dei presenti, quindi la partecipazione dei presenti doveva essere attiva. Quindi si usavano diversi stratagemmi, si potrebbe dire, per portare le persone a fare un certo tipo di esperienza religiosa. Quindi, per esempio, l'uso di musica, di canti, di suoni, danze statiche, preghiere, tutto ciò che poteva catalizzare l'attenzione dei presenti, ma anche il fatto che i templi fossero in un certo qual modo, in molte civiltà almeno, maestosi, e quindi potessero, come dire, incutere un certo timore reverenziale, una certa ammirazione, stupore. Quindi tutte cose che comunque portavano le persone fuori, diciamo, dallo stato di coscienza ordinario e le portavano in un altro stato, in quello che era adatto proprio per fare un'esperienza di questo tipo. Il rituale stabilisce anche una zona di confine tra terreno e ultraterreno. Questo abbiamo visto che lo fa anche proprio il santuario stesso, che è proprio questa zona di confine, ma anche quello che si fa durante i rituali in cui appunto si evoca la presenza della divinità, stabilisce questo rapporto tra i due mondi. Poi vabbè, questo l'abbiamo già detto, chiaramente la partecipazione collettiva e la pratica delle offerte, che era universalmente diffusa nel mondo antico, di cui abbiamo parlato la prima puntata, che consiste chiaramente nell'offrire qualcosa alla divinità. Quindi le offerte poi possono essere chiaramente di vario tipo, dagli animali che venivano sacrificati a oggetti a cui si attribuiva un valore simbolico, che erano appunto offerti per fare una richiesta, oppure semplicemente per ringraziare la divinità, oppure semplicemente perché era quello il modo corretto di relazionarsi al divino. Vi ricordate quando
quando abbiamo parlato anche di questo nel rapporto appunto tra la vita quotidiana e il sacro, ok? E poi, infine, chi cosa adoravano, quindi come veniva rappresentato il sacro. Il sacro, ovviamente in ogni civiltà viene rappresentato in modo diverso, ma semplificando all'estremo possiamo dire che può essere rappresentato in forma iconografica o aniconica. Quindi, scusate un attimino. Quindi chiaramente in forma iconografica, quando noi abbiamo una rappresentazione, un'immagine chiara, con determinati attributi specifici che quando poi impariamo a leggere, chiaramente diventano chiavi di lettura quando ritrovo un oggetto dello stesso tipo. Ok? Qua per esempio abbiamo la rappresentazione della divinità femminile che noi chiamiamo Dea Madre o Grande Dea, appunto venerata nel Neolitico, ovvero quello che più sinteticamente possiamo definire come un principio femminile creatore e che sovrintendeva tutti gli aspetti della vita e che veniva però antropomorfizzato, cioè reso in figura umana e rappresentato in forma di donna. Quindi in base all'iconografia, ovvero a come viene rappresentata, noi sappiamo appunto a quale cultura, civiltà dobbiamo rapportare questa immagine sacra, ok? Ad esempio questo tipo di dee madri del Neolitico in Sardegna lo troviamo nel Neolitico medio, quindi è chiaro che se io trovo un'iconografia di questo tipo, un idoletto di questo tipo con questa iconografia, so subito in che periodo siamo. Ovviamente lo so adesso perché c'è tutta una tradizione di studi alle spalle. E così vale ovviamente per tutte le rappresentazioni iconografiche del divino, che possono essere non solo in forma antropomorfa, ovvero in forma umanizzata, ma anche in forma simbolica, quindi dei simboli precisi che però appunto possiamo associare a determinate divinità, a determinati significati che afferiscono alla sfera del sacro. Ma il divino, il sacro, si poteva rappresentare anche in forma aniconica. La rappresentazione più semplice e più antica anche della divinità in forma aniconica è il menhir, ovvero la pietra allungata. Cosa significa aniconica? Significa che non ha nessuna immagine figurata. Ovviamente la forma, ok, quella chiaramente è stata scolpita per avere quella forma lì, però a parte la forma non presenta nessun altro elemento grafico o simbolico riconoscibile. Anche l'aniconismo è un fenomeno molto diffuso nelle rappresentazioni del sacro delle civiltà antiche. Bene, questa era l'ultima slide. Venerdì approfondiremo tutti questi discorsi che abbiamo fatto oggi facendo anche degli esempi concreti proprio con diversi siti che prenderemo a esempio. Ora vediamo se c'è qualche domanda. Allora. Allora, Paola Bassi mi chiede qual era il rapporto tra lo spazio sacro e gli elementi naturali, piante, alberi, eccetera, come veniva la sua costruzione. Allora, questa domanda va un po' interpretata, quindi non so se ho colto bene quello che volevi chiedere. Dipende. Allora, innanzitutto, in un'epoca molto antica, ma fino a epoche anche meno antiche, abbiamo che determinati elementi naturali, per esempio le rocce, ok?
erano sacralizzate o comunque considerate sacre. Quindi abbiamo tutto il tema della roccia sacra, per cui la roccia considerata sacra costituiva già di per sé un santuario, ok? Che poi magari poteva essere delimitato magari da altre pietre, da alberi o da altri elementi naturali, però diciamo che in quel caso la roccia sacra, l'albero sacro, la fonte sacra inizialmente sono degli elementi naturali in cui si riconosce il sacro, cioè in cui l'uomo, la comunità in questione, riconosce il sacro, la manifestazione del sacro, ovvero la ierofania. Non abbiamo parlato di questo concetto perché appunto sto facendo dei seminari un po' sintetici, però una volta riconosciuta una manifestazione sacra si inizia una adorazione o comunque un riconoscimento della sacralità di quell'elemento, quindi poi pian piano col tempo si può delimitare anche artificialmente oppure più tardi ci si può costruire un tempio a fianco, sopra e così via. Ok, quindi questo secondo uno sviluppo ideale. E chiaramente in questo caso anche gli elementi naturali possono avere un'importanza fondamentale, per esempio alcuni spazi sacri possono essere delimitati dal corso dei fiumi, oppure possono essere protetti da un bosco sacro. Esistono santuari che magari erano in mezzo a un bosco, tutto il bosco è sacro e tutto lo spazio del bosco definisce quello spazio sacro. Quindi diciamo i casi potrebbero essere i più vari. Ok, comunque diciamo che esiste questo concetto di considerare gli elementi naturali sacri di per sé e anche come elementi di delimitazione del sacro. Spero di averti risposto. Poi, se non è così, scrivi un altro commento, poi magari ti rispondo nei commenti. Scorgo ancora che abbiamo visto qualche altra domanda. Poi se... allora, Patrizia Nino mi chiede questa diretta si può riguardare? Sì, certo si può riguardare, rimane nella pagina, basta andare alla sezione video. Poi, allora, si può sapere qualcosa sui riti celebrati a Monte d'Accordi? Sì, certo, non in questa puntata, faremo una puntata apposita su Monte d'Accordi, quindi ne parleremo. Quindi restate sempre sintonizzati. Allora, allora, Elisa mi chiede, si pensa che da un normale monotore si sia passato a un uraghe complesso per questo motivo? Allora, non ho capito qual è il motivo perché chiaramente tu quando hai scritto stavo dicendo qualcosa che adesso non riesco a collegare, però dei nuraghi ne parleremo in un'altra puntata apposta perché chiaramente adesso sarebbe troppo lungo introdurre tutto il discorso, però se mi vuoi rifare la domanda intera anche aggiungendo qual era il motivo, poi ti rispondo appunto quando parleremo dei nuraghi. Allora, non vedo, non mi sembra di vedere altre domande. Quindi vi ripeto, domani continuiamo con archeologia del culto e vediamo alcuni esempi concreti in modo che anche questi concetti di cui abbiamo parlato oggi siano più comprensibili. E poi la settimana prossima invece pensavo di cambiare la tematica dei webinar e invece parlare ogni sera di un sito diverso. Ok, questa è solo un'idea, adesso vediamo se la confermiamo, magari scrivetemi anche nei commenti se siete d'accordo. Questo lo faccio anche un po' per fregare Facebook, perché se lascio sempre archeologia del sacro abbiamo visto che Facebook mi abbassa la visualizzazione di tutti i post e quindi alla fine rimarrò da sola a parlare e chiaramente ecco non vorrei questo, per cui vi ricordo anche
di lasciare i vostri feedback, commenti, di condividere i video se vi sono piaciuti e ci vediamo venerdì, ricordatevi, venerdì alle 21:30. Ciao a tutti, buona serata.